L'Istituto regionale etnografico della Sardegna nasce nel 1972 con la legge istitutiva, la numero 26 del 1972. Già nel 1971 però, esattamente in occasione del centenario della nascita della grande scrittrice Grazia Deledda, l'Istituto regionale etnografico entra nella discussione del Consiglio regionale col disegno di legge istitutiva e se ne parla proprio quell'anno per enfatizzare la nascita dell'istituto nel centro Sardegna, nel capoluogo, nella provincia di Nuoro, in occasione del centenario della scrittrice. L'ISRE e la scrittrice Grazia Deledda sono fortemente legati perché tra le altre gestioni museali l'istituto gestisce il Museo Casa Natale di Grazia Deledda. Il Museo Casa Natale di Grazia Deledda è monumento nazionale dal 1937 per provvedimento ministeriale e successivamente, previa acquisizione da parte dell'Istituto, dal Comune di Nuoro diviene museo, così come lo conosciamo, aperto al pubblico nel 1983. L'Istituto gestisce anche il Museo del Costume, conosciuto come Museo del Costume, ma esattamente definito anche dalla legge istitutiva Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari della Sardegna, a Nuoro. Gestisce anche il Museo etnografico della Sardegna, con sede a Cagliari, nella cittadella dei musei, dove è allestito l'interessantissimo allestimento appartenuto alla famiglia del magistrato cagliaritano Luigi Cocco, che espone dei manufatti molto interessanti di artigianato artistico regionale, in particolare tessuti e oreficeria. L'attività dell'ISRE si è ampliata negli anni ovviamente, l'anno prossimo faremo 50 anni di attività nel 2022 e negli anni si è arricchito il raggio di azione delle attività dell'Istituto. Anzitutto è entrato a far parte dell'Istituto il cinema etnografico, antropologico, su 3 livelli. Il livello della promozione, il livello della formazione e il livello ovviamente della produzione ISRE di cinema, di antropologia visuale, di etnografia visiva. Per quanto riguarda la produzione, l'ISRE inizia nel 1976 con il film di Fiorenzo Serra sulla festa di San Francesco di Lula, del santuario di San Francesco di Lula. Successivamente porta avanti una serie di iniziative di produzione proprie e coproduzione per circa 50 titoli editi e una serie interminabile, potremmo dire, di filmati di documentazione che riproducono la vita e la tradizione, la realtà sociale della Sardegna. Non bisogna dimenticare che l'ISRE nasce proprio con questo compito, con la funzione di studiare, ricercare, divulgare, promuovere la realtà sociale e la vita culturale della Sardegna nelle sue trasformazioni, oltre che nelle sue manifestazioni più tradizionali. Per quanto riguarda l'attività di promozione cinematografica, sempre in ambito di antropologia visuale, ovviamente quello è lo spaccato che maggiormente cura l'Istituto, non possiamo dimenticare la serie di rassegne internazionali, prima nazionali e poi internazionali, di cinematografia etnografica. Si inizia nel 1977 col convegno, uno dei primi in Italia, in materia di ricerca etnografica attraverso il mezzo cinematografico. Il titolo era proprio Cinema, videotape e fotografia nella ricerca etnografica, in collegamento e in collaborazione con l'Associazione Italiana di Cinematografia Scientifica. Da lì poi negli anni l'Istituto ha organizzato ogni 2 anni delle rassegne di cinema etnografico internazionale, prima tematiche, poi a più ampio spettro, fino ad arrivare al format del Festival del Reale, Israel, che nasce nel 2016 e che quest'anno compirà 6 anni. Una scommessa questa di Israel, perché con Israel l'Istituto ha cercato di ampliare la gamma delle possibili rappresentazioni del reale, investigando e indagando sui confini tra realtà e finzione. Da ultimo l'attività in ambito cinematografico che riguarda la formazione, che è stata portata avanti negli anni con laboratori, seminari, workshop molto interessanti anche in collaborazione con le università sarde e con grandi personalità. Ne cito solo 2.
due, Cecilia Mangini e David McDougall. L'Istituto si occupa inoltre di gestire un centro di documentazione audiovisuale, documentale molto importante. Ha una biblioteca di circa 30.000, più di 30.000 volumi tra monografie e riviste che si occupano del campo degli studi demo-etnoantropologici in particolare, ma è anche proprietario di alcuni fondi documentali molto interessanti e molto importanti, ne cito alcuni: il fondo Benzon, del grande antropologo e etnomusicologo danese, il fondo Dolphin, relativo a documenti su Giorgio Asproni, il fondo Deledda ovviamente, con manoscritti, autografi di Grazia Deledda, non ultimo il romanzo Cosima postumo, il fondo di recente acquisizione di Raffaello Marchi, l'intellettuale nuorese Raffaello Marchi, e il fondo, mi piace ricordare, il fondo recente, anche questo di recente acquisizione, di Enrica Dell'Itala, l'autorevolissima antropologa dell'Università di Cagliari. L'attività dell'Istituto si dipana anche in altri versanti, in primis il versante musicale. Il versante musicale attraverso lo studio, la tutela, la promozione, la conservazione, la divulgazione delle musiche in Sardegna. Dico musica in Sardegna perché si spazia evidentemente dalle pratiche poetiche e musicali di tradizione orale, dal canto a tenore, dal canto a concordo, dalla poesia estemporanea, dalla musica strumentale, dal canto a chitarra, fino ad arrivare a forme diverse, anche più moderne, di ispirazione non tradizionale popolare. In sostanza tutto ciò che è musica in Sardegna, anche nei suoi aspetti più propriamente sociali. L'attività dell'Istituto infine è anche attività convegnistica. Mi piace ricordare il convegno annuale in occasione della giornata dell'Ediana, il convegno annuale di approfondimento sulla vita e sull'opera di Grazia Deledda, ma è anche attività di produzione editoriale con propri volumi fotografici, ma anche pubblicazione di atti di convegni e soprattutto esiti di ricerche e di studi di tipo demo-antropologico. Infine l'attività di organizzazione di mostre negli spazi museali e in genere di eventi culturali, di iniziative culturali negli spazi suggestivi del museo. Crediamo di poter dire che l'Istituto ha acquisito negli anni, in questo cinquantennio, un ruolo estremamente importante nell'ambito della diffusione, della produzione e diffusione di cultura in Sardegna, non solo di tipo specialistica come quella che abbiamo cercato di spiegarvi, ma in genere produzione e diffusione di cultura, un senso di cultura che evidentemente una parte della realtà sociale per la quale l'Istituto o per raccontare la quale l'Istituto è stato creato. Mi piace sottolineare la complessità dell'attività dell'Istituto, che nell'immaginario collettivo fondamentalmente gestisce i musei, è un gestore di musei, che di per sé è già un'attività estremamente importante e specialistica, ma come abbiamo cercato di spiegarvi, l'Istituto svolge un'attività che ha una sua complessità in termini positivi e che speriamo negli anni sia riuscito a radicarsi sempre più profondamente anche attraverso, come dire, il compiacimento dell'utenza dei servizi dell'Istituto.